Al Garda Sport di Mini Marina si affrontavano per la 17ª giornata del campionato di eccellenza siciliana Pistunina e Atletico Catania. Ben ritrovati amici appassionati, un saluto da Claudio Costanzo, padroni di casa del Pistunina, che cercano una vittoria che manca da 8 giornate e trovano l'esordio di Simone D'Arrigo nell'11 titolare, completato da Virgilio Vitale tra i pali, col 2 Napoli, col 3 Keita, col 4 appunto D'Arrigo, 5 Kiglen, 6 Caldore, 7 Marziale, 8 Di Maggio, 9 Ancione, 10 Grazioso e 11 Carte. Ospiti dell'Atletico Catania che si presentano anche quest'oggi al Garda Sport Emili con i propri supporters in campo. Da apprezzare l'attaccamento alla maglia, ma inevitabilmente stanno da diverse giornate falsando di fatto la classifica del campionato di eccellenza e si presentano quest'oggi con Sant'Onofrio, San Filippo, Di Giacomo, Coco, Di Mauro, Lo Turco, Pulvirenti, Nicolosi, Calì, Presenti e Scuteri. Dirige l'incontro il signor La Rosa della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, completo bianco con inserti rossoneri per il Pistunina, maglia rossa con inserti azzurri per gli ospiti dell'Atletico Catania, che gestiranno questo primo possesso. Basteranno però appena 3 minuti al Pistunina per passare in vantaggio col proprio numero 10 Grazioso, che trova la prima rete stagionale e poco più di un amichevole del giovedì per i ragazzi di Mister Raciti, che appena 60 secondi dopo trovano il gol del raddoppio con questo bel tocco di esterno di Marziale servito da Carte, che batte l'estremo difensore Sant'Onofrio per il 2-0 dei locali. Ci proverà proprio Cuore Nero Carte, il numero 11 quest'oggi, ripetutamente verso la porta di Sant'Onofrio, che qui però mostra i propri riflessi e riesce a sbarrargli la strada. Primo acuto stagionale anche per il numero 9 Riccardo Ancione, che al 20° minuto di fatto chiude la gara. Si concede anche un po' di accademia in questo momento il Pistunina, qui con Carte che metterebbe in rete per la 4ª volta il pallone. Si alza però il braccio del direttore di gara La Rosa. Lo stesso Carte riesce a entrare in area dopo aver rubato palla a un giocatore dell'Atletico Catania. Solo il palo e la sfortuna a negargli la gioia quest'oggi. Si impegna il numero 11 Mister Raciti, che riesce a involarsi sul binario destro, viene fermato da Sant'Onofrio. La palla resta lì per il più semplice dei tap-in di Marziale, che sigla la sua doppietta odierna. Prova a tirare il naso fuori l'Atletico Catania, ma arriverà il duplice fischio del direttore di gara La Rosa, che manda le squadre nello spogliatoio. Già sul risultato di 4-0 si torna in campo con una girandole di Gambi, con Stracuzzi che prende il posto di Vitale. Esordio stagionale per Daniele Giacopello e Nino Bellamacina, ex Atletico Catania. Getta nella mischia anche Raciti e Lo Giudice, quando il Pistunina può battere così il primo possesso della ripresa. Si apre subito col quinto gol. Keita serve splendidamente Carte, che mette a sedere un avversario, trafigge Sant'Onofrio per la 5ª volta con un destro potente, mette la firma nel tabellino dei marcatori. Avrebbe l'occasione a seguire anche per siglare la sua doppietta, questa volta però non è lucido dopo aver fatto sedere Sant'Onofrio a mettere il pallone in porta. Ci prova l'Atletico Catania, quelle poche volte che si fa vedere dalle parti di Stracuzzi però trova un pronto intervento di Giacopello. C'è gioia anche per il giovane Raciti, che siglerà il gol del 6-0 al 72°. Siamo già ai titoli di coda della gara, che si chiudono anche con l'acuto di Di Maggio. Pistunina che così torna alla vittoria. Per la cronaca verrà allontanato anche un giocatore dell'Atletico Catania anzitempo, prima del triplice fischio del direttore di gara La Rosa. Termina al Garda Sport di Mini Marina per la 17ª giornata il Pistunina, come da pronostico, porta a casa i 3 punti, lo fa per 7-0 sull'Atletico Catania. Allora anche per quest'oggi da Claudio Costanzo non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo servizio.